Ancora una volta ladri acrobati in azione al centro commerciale La Castellana di Paese. Nel mirino il negozio di elettronica Unieuro. Intorno alle 4 i malviventi si sono calati dal tetto portando via PC e tablet per circa 6.000 euro. Indagano i carabinieri che ipotizzano un furto su commissione. Furto a fotocopia di quello messo a segno a metà novembre. Negozi ma anche abitazioni battute dai ladri. In via Trieste almeno 4 i colpi martedì notte. Identica la tecnica, foro negli infissi e malviventi che sgattaiolano in casa. È stata la cagnolina della famiglia Zandonà a dare l'allarme. Mi alzo di fretta, insomma mi alzo di colpo così vengo giù e come sono riuscito a venire giù la cagna saltava su per il balcone e ho aperto di corsa, però se sono andati erano dentro, avevano buttato già fuori le borse, si avevano preso le borse, le hanno lasciate fuori molto probabilmente disturbati da me. Di fatto le case vicine sono state tutte visitate dai ladri. Qua è andata peggio perché sono andati su e sono andati a letto a trovarla a letto, insomma. E anche se ci si sposta un po' più in là a sentire qualche altro residente, la musica non cambia. Sono venuti a rubare, qui hanno scavalcato la rete, saltato, forzato la finestra dalle 7 di sera alle 9:30 circa. Domenica scorsa sono entrati qua con il cane e tutto e dei vicini là in fondo non si sono accorti e hanno rubato tutto in pratica. Un vero e proprio raid in tutta la città. In casa, dice Renato Zandonà, non si dorme più, ci si sente in pericolo. Tanto in pericolo, anche perché sì, insomma vado a caccia, non è che mi mancano le armi, però sa anche lei come non si può fare niente, insomma ecco. Ci sentiamo molto indifesi e spero che chi è di dovere prendano delle precauzioni perché sinceramente sono cose che fanno paura.